Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus che abbiamo intitolato La Restanza. Non è il titolo di un film e soprattutto non fa sorridere perché siamo di fronte ad una massiccia ondata di emigrazione, una fuga di cervelli ma anche di braccia, soprattutto di giovani, con circa 20.000 persone che lasciano la Sicilia ogni anno. Pensate, in 15 anni tra il 2011 e il 2024 oltre 160.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno abbandonato l'isola, circa la metà sono laureati, una perdita che ha costi enormi anche per la Sicilia, parliamo di miliardi di euro di PIL, una stima che supera i 16 miliardi l'anno perché si impoverisce tutta la nostra isola. Sempre più spesso però nascono movimenti di protesta, di resilienza portati avanti dai giovani, da studenti, da associazioni, da movimenti che chiedono investimenti reali e un vero e proprio cambiamento per poter scegliere di restare finalmente nella propria terra. Ne parliamo con i nostri ospiti, vi presento subito Davide Tranchina, Buongiorno presidente dei giovani imprenditori della CNA Sicilia, benvenuto. Grazie. In collegamento abbiamo Carmelo Abate del Consiglio Direttivo di Ora che poi ci spiegherà che cos'è. Benvenuto Carmelo. Allora, ciao a tutti e grazie per l'invito. Allora, parto da te Carmelo, intanto vi abbiamo conosciuto quando avete portato quei 100 giovani in piazza a Palermo con altrettanti trolley, le valigie a simboleggiare proprio questo esodo, diciamo volontario, forzato, insomma. Ora lo capiremo meglio con il sondaggio che voi avete portato avanti. Prima di tutto però ti chiedo che cos'è Ora? Ecco, Ora è un partito nazionale, specifichiamo, è nato a luglio 24 come un'associazione, si è trasformato ufficialmente in partito a ottobre, nasce dal duo, un economista... Sorridere perché voi lo definite un partito di estremo centro. Che vuol dire? Esatto, ci definiamo di estremo centro perché chiaramente in questo scenario politico non ci collochiamo a destra, non ci collochiamo a sinistra, la geometria politica ci colloca al centro e in questo centro ci vediamo all'estremo centro per vogliamo portare quelle riforme strutturali che nessuno ha il coraggio di affrontare. Quindi puntare alla radice del problema con forti focus, con una forte attenzione proprio sui giovani, sull'intervento sulle pensioni, sulla scuola, sull'innovazione, sulla produttività di questo paese, l'Italia, ma poi è quello che facciamo anche per la Sicilia e magari ti racconterò dopo. Allora, intanto ci interessa il fatto che voi avete portato avanti, avete realizzato una sorta di sondaggio, non a distanza, mi pare di capire che avete proprio sentito direttamente 1150 giovani siciliani tra i 18 e i 40 anni sul lavoro, prospettive, migrazione e futuro. Li avete proprio sentiti direttamente. Andiamo a vedere adesso che cosa è uscito da queste interviste. Intanto un dato mi ha colpito, e cioè che uno su tre che voi avete intervistato vive già fuori dalla Sicilia. Sì, chiaramente specifico, la nostra è stata una survey cosiddetta, un questionario di massa su 1150, anche se è stata piuttosto accurata, abbiamo cercato di avere una distribuzione equa rispetto al territorio siciliano. Detto questo, sì, il nostro campione ovviamente può essere anche influenzato in parte dalla nostra radice, dal tipo di persone che noi attraiamo. Il nostro partito è formato al 70% da under 40, ma chiaramente abbiamo cercato di rendere il più possibile il campione coerente con la realtà, e quello che emerge è che la fuga di giovani dalla Sicilia è gigantesca e devastante, ed è proprio il motivo per cui, come raccontavi, abbiamo prima fatto la manifestazione sui trolley cercando di far capire quanto fosse grande il problema. Adesso vogliamo andarci a fondo e tra l'altro andremo ancora più con uno step in avanti facendo delle proposte sabato 27 giugno a Catania. A Catania. Carmelo, tu quanti anni hai? 32. 32. Qui invece abbiamo Davide Tranchina che ne ha 27 di anni, sì. Da quando ne hai 18 lavori nell'azienda di famiglia, sì. Quindi tu non hai mai pensato di lasciare la Sicilia? No, fortunatamente no, non è stato uno dei miei pensieri principali quello di lasciare la Sicilia, sia perché ho avuto la fortuna di avere un'azienda di famiglia avviata,
sia perché di base la mia terra, il mio territorio lo amo, quindi non avevo proprio la voglia di andare a scoprire. Mi piace viaggiare, quello è stupido, è scontato, però mi piace la mia terra, quindi rimanere qui per me è fondamentale. Quello che stiamo facendo noi con la CNA dei giovani imprenditori Sicilia è proprio, come diceva anche Carmelo, è un movimento a tutti gli effetti per creare una proposta effettiva per far sì che questi giovani, sia quelli che sono partiti, perché vorremmo far sì che anche quelli che già sono andati via ritornino, che quelli che ci sono rimangano. Quindi ci siamo fatte diverse domande in questi giorni, anche con l'evento che abbiamo avuto a Palermo, alla Camera di Commercio di Palermo e di Enna, sul perché questi giovani sono andati via. Quindi vogliamo andare a intervistare qual è stato il loro problema, quindi per la loro voglia di andarsene, cosa noi possiamo fare per evitare che ciò accada nuovamente. Allora, Carmelo Abate, il vostro movimento ha cercato, l'abbiamo detto, non è un vero e proprio sondaggio, non ha diciamo caratteristiche scientifiche, però ci dà un po' il polso della situazione. Tra le ragioni della partenza voi avete appurato al primo posto, contrariamente a quello che uno può pensare, non c'è la mancanza di lavoro in assoluto, ma l'assenza di prospettive di carriera, il 53%, seguita dal merito non riconosciuto, il 37%, e dal clientelismo il 33%. Abbiamo ancora Carmelo in linea? Sì, ci sono. Ok. Sì, allora, commentiamo questi dati. Sì, è molto anche allineato a quello che diceva Davide, tra l'altro piacere Davide, magari avremo modo di confrontarci anche con te in futuro. Piacere. Sì, è evidente che molti vorrebbero rimanere, tra l'altro abbiamo raccolto in questa grande analisi anche migliaia, circa 2400 testimonianze estese, quindi dichiarazioni su vari temi, quindi abbiamo raccolto anche la parte, se vogliamo, empatica e sentimentale. Qui invece sul piano dei dati, fattuale, pragmatico, emerge proprio, se vogliamo, questo sconforto dei giovani vorrebbero restare, ci dicono, molti altri vorrebbero tornare, ma semplicemente non ci sono le condizioni fattuali perché possono, e da qui anche nasce il nostro intento, come dicevo prima, di andare alla radice del problema, a porre sul piatto misure strutturali, evitando anche un po' la deriva molto spesso di altri partiti che non si lamentano, scusa se ti interrompo, non si lamentano della mancanza del lavoro, e adesso vengo anche da te Davide, ma dalla possibilità di fare carriera, di essere riconosciuti, quindi gratificazione, e anche dal clientelismo e quindi ovviamente dal non essere riconosciuti e gratificati nelle loro qualità. Davide, questi sono grossi ostacoli, ecco, nella scelta. Allora, sono delle problematiche che noi stessi come imprenditori viviamo. Quello che noi stiamo cercando di strutturare è un modo di comunicare diverso rispetto a quello che c'è stato nel passato, per evitare che si vada a generalizzare questi fattori che oggi è vero che sono presenti, ma non tutte le imprese presenti sul territorio hanno questo problema, nel senso riescono a trovare un accordo con il collaboratore sia di sviluppo che anche la stessa parola welfare che oggi viene usato moltissimo. Molte aziende in Sicilia oggi lo utilizzano per essere più attrattive sul territorio, ma poche vengono sponsorizzate. Si sponsorizza spesso la parte negativa che la parte positiva. Noi come imprenditori, che comunque noi siamo focalizzati spesso sulle società artigianali, abbiamo una mancanza veramente importante di manodopera, ma manodopera specializzata, quindi che venga a essere pronta a essere inserita nelle aziende, sia perché quello che rileviamo è che spesso le scuole non formano in modo pratico i studenti e le studentesse che vengono fuori dai studi professionali, sono più formati su una teoria. Questo si va a scontrare perché noi poi aziende dobbiamo andare ad assorbire investimenti importanti che durano anche 2 anni ad affiancare questi studenti e studentesse ai operai che noi abbiamo in azienda. Questo chi ce lo paga? Nessuno. Quindi questo non viene mai detto a livello imprenditoriale, c'è sempre che viene buttato come se l'imprenditore deve essere crocefisso, che è il problema centrale della mancanza di lavoro, della mancanza di collaborazione e match, ma non è questo solo il problema. Quindi... Allora, diceva Davide, la mancanza soprattutto di operai di manovalanza, e questo ci porta all'altro, capitolo del vostro sondaggio, cioè quello che riguarda l'istruzione, perché Carmelo cosa viene fuori? Che più alto è il titolo di studio, più cresce la voglia di andarsene, quindi parliamo di fuga di cervelli, non a torto, perché non è proprio solo la manovalanza, ma soprattutto i laureati, anzi direi che la fuga inizia molto prima, già all'immatricolazione, cioè già quando si sceglie l'università, no?
Se mi lasci commentare un secondo anche quello che diceva prima Davide, ovviamente sono d'accordo sulla mancanza di competenze, infatti tra le nostre proposte molto focalizzate sull'istruzione, perché poi tutto questo in un disegno in cui la Sicilia ha una radice di dispersione, c'è l'intervento ITS ad esempio, per avere competenze pratiche che mancano, però va anche detto che è un dato fattuale che chi rimane in Sicilia ha degli stipendi, dei compensi drasticamente inferiori a quelli che vanno al nord o ancora di più vanno fuori dall'Italia, quindi quello per noi è il tema centrale che non possiamo eludere, per cui proponiamo di intervenire con riforme strutturali, di nuovo opponendoci al sistema attuale dei partiti o comunque del sentire comune. Questo volevo un attimo aggiungerlo. Mentre commentando rapidamente quanto dicevi adesso, sì, è chiaro che sempre di più i dati dimostrano che le persone vanno via già per studiare, mentre prima studiavano almeno il primo ciclo, al triennale magari, e poi facevano la specialistica o partivano per lavorare, come magari ho fatto io, che dopo la triennale sono andato a fare un master a Roma e poi ho lavorato a Milano e poi sono tornato, ecco, per questa grande sfida di incidere sulla Sicilia. Adesso sempre di più iniziano ad emigrare anche per la triennale, quindi le persone che hanno, se vogliamo, uno sguardo un po' ambizioso, le condizioni sono sempre di più anche già per studiare, anche già per iniziare il percorso universitario. Carmelo, abbiamo qualche problema di audio, non è chiarissimo, poi torno da te anche per chiederti proprio della tua esperienza. Davide, tu qua sei un po' nel doppio ruolo, sì, perché sei giovane ma sei anche un imprenditore, esatto, diciamo, e le imprese sono spesso sotto accusa perché è vero, gli stipendi più bassi eccetera, se non addirittura il lavoro nero, non è così. Allora, non vorrei dire che di fare tutta l'erba è un fascio, perché se si facesse proprio un'analisi, faccio solo l'esempio della mia azienda per non parlare di altre. Il mio operaio che fa il tecnico ha uno stipendio che si oscilla tra i 1.700 e i 1.800 netti. Una mia amministrativa prende uno stipendio che va tra i 1.500 e i 1.600 netti, e siamo in Sicilia. Come ha detto lui, anche il caro vita che c'è. Per dare un'idea possiamo dire semplicemente che è un'azienda che si occupa di aria condizionata, esatto, no? impianti Per capire, diciamo, impianti fotovoltaici, che con tutte le difficoltà che abbiamo avuto a causa degli incentivi che vanno su, scendono e salgono del governo, che non dà una stabilità importante, siamo riusciti comunque a mantenere tutti i stipendi in modo corretto e legale, quello che sia. Quindi non è vero che tutte le aziende in Sicilia pagano, ci sono, attenzione, ci sono anche al nord le aziende che pagano gli operai rumeni e stranieri a 800 euro per 24 ore al giorno, ma se ne parla di meno perché si deve parlare sempre che in Sicilia le aziende sfruttano maggiormente il personale. È vero, ci sono, il problema principale che dicevo anche prima è il controllo. A differenza delle altre regioni, noi abbiamo una mancanza di controllo da parte dello Stato. Se l'abusivismo fosse controllato in maniera puntuale come è nelle altre regioni, questo problema non ci sarebbe. Non ci sarebbe il problema che l'azienda accanto a me che vende condizionatori le fa montare a 100 euro al ragazzo che lavora dopo il suo lavoro giornaliero. Quindi se ci fosse maggiore controllo questo non accadrebbe, ma comunque le aziende serie che pagano ci sono. Abbiamo anche tante aziende innovative come Chimia, che è stata presente anche a Palermo e ha vinto, è arrivata seconda a un premio Cambiamenti, che è una start-up che sta creando dalla buccia del pistacchio di Bronte una fonte per una crema anti-age, e ha brevettato proprio il processo per trasformare la buccia in qualcosa di innovativo. Quindi ci sono tante cose che spesso non vengono comunicate nel modo giusto. Carmelo, vuoi rispondere? È solo un problema di comunicazione? Sì. Credo adesso vada meglio, quindi ecco, no. Ribadisco quello che io cerco a portare come approccio è rispetto al disegno complessivo. È chiaro, come dice, esistono eccezioni, però non possiamo neanche dire che sia solo un tema di comunicazione o di percezione, perché è fattuale che chi rimane in Sicilia, salvo rari casi, ma non chiaramente fare su un piedistallo le eccezioni facendo finta che non accada o comunque che tutto vada bene, ecco, fattualmente le condizioni strutturali della Sicilia fanno sì che chi rimane ha degli stipendi non competitivi, spesso non trova un lavoro a qualificazione forte e dunque cerca un lavoro che ha una remunerazione più ampia o che prevede delle expertise tecniche avanzate. Carmelo, ancora non è perfetto l'audio, ancora non è perfetto, però diciamo ci insistiamo. Volevo chiedere anche a te, perché sei tornato in Sicilia tu? Cos'è stata? Anzi, prima di raccontarci la tua esperienza, volevo passare all'altro passaggio del vostro sondaggio, quello un po' più emotivo, cioè al di là delle percentuali, di chi resta, eccetera. Voi avete colto anche le emozioni di questi ragazzi, in cui diciamo è presente anche
pessimismo, no? Che cosa avete recepito? Sì, abbiamo appunto, come mostrano anche i dati, se vuoi mostrarli, ovvero tanti appunto credono che le cose, il 73% crede che sia mai. E Allora, quindi guarda Carmelo, non posso... cerchiamo di sistemare l'audio, fratella regia, intanto Sì. torno da Davide. Davide, tu cosa senti? C'è pessimismo fra i giovani o c'è voglia di cambiare, di innovare? Allora, io quello che vivo anche proprio umanamente, c'è pessimismo, nel senso si parte da una base pessimistica, perché se tu ad esempio parli con un giovane che vive a Milano e dici io sto scendendo in Sicilia a fare imprenditoria, tutti ve lo prenderebbero per pazzo. Abbiamo degli esempi proprio di persone che da Milano, che lavoravano per multinazionali, hanno deciso di scendere in Sicilia presi per pazzi, quindi già c'è di base un fondo di pessimismo che divaga tra noi giovani, perché la Sicilia non riesce a essere attrattiva come sono le altre regioni. Però quello che posso dire io è che la vivo al 100%, quindi mi viaggio spesso tra le varie città e sto conoscendo tantissimi imprenditori giovani, che c'è tanta voglia di lavorare, tanta voglia di crescere e formarsi, cosa che nel passato c'è stato veramente un buco di istruzione e formazione sulla cultura di impresa. Quello che oggi noi stiamo cercando di portare infatti nelle scuole è la cultura dell'imprenditoria, far conoscere il nostro tessuto territoriale alle scuole per andare a estrapolare questo pessimismo già nelle scuole medie, dove essendo che andandosi a confrontare con altri ragazzi figli di magari dipendenti posto fisso che non riescono ad avere Il mito del posto fisso. Esatto, il mito del posto fisso che oggi ruba molti collaboratori a noi, alle nostre imprese, che poi anche oggi se uno va a fare analisi anche il posto fisso in alcune zone sta andando a morire, vedi gli insegnanti al nord non riescono a pagarsi le case, gli affitti, anche là ci sono delle problematiche che la pubblica amministrazione dovrebbe essere un regno e invece anche là va a crollare. Quindi voi cosa fate? Andate quindi nelle Sì. questa è una delle vostre iniziative? Sì, già noi lo facciamo da tempo che andiamo nelle scuole, abbiamo a Catania. Spiegare cosa a questi ragazzini a questo punto? Allora, andiamo a spiegare, numero uno, che l'impresa che loro pensano, l'imprenditoria, si deve basare sull'etica, la cosa fondamentale. Quindi, ma voi date già per scontato che questi ragazzini non vogliono fare il calciatore o l'influencer, vogliono fare impresa. No, allora per noi tutto è impresa, perché anche il calciatore e l'influencer rientrano nelle categorie sempre di partita IVA. Però andiamo a spiegare che non è tutto sacrificio, sforzo, c'è anche molta felicità in quello che andiamo a svolgere. Quindi lo trasmettiamo nel modo giusto, quindi far capire che sì, se vuoi fare l'imprenditoria, ma devi farlo nel modo giusto, non, come dicevo prima, nell'abusivismo o saltando le regole, perché quello non porterà a nulla. Poi andiamo a creare proprio l'incontro con gli artigiani, con i ragazzi, quindi abbiamo fatto degli incontri all'Istituto Cannizzaro dove gli artigiani incontravano i ragazzi e le ragazze per spiegare le loro funzioni, da odontotecnici, l'idraulico, l'elettricista, manualmente, quindi facevano capire la giornata tipo che potevano andare a svolgere. E ti dico anche il guadagno che potrebbero avere, nel senso che magari molti non riescono a capire che oggi le nostre figure hanno un ingresso introito perché sono diventate poche e ad altamente richiestissime. Esatto, richiestissime. Quindi questo è quello che noi vogliamo fare comprendere. Quello che faremo noi quando andremo a settembre, porteremo un nuovo progetto, quindi la proposta abbiamo portato a Palermo, che si chiama Start Hold. Quindi andiamo a far capire che ci sono tantissime aziende che chiuderanno perché non hanno successori, eredi, figli o figlie che non vogliono fare gli imprenditori o le imprenditrici. Quindi se non hai quello spirito imprenditoriale, quell'idea innovativa, noi vogliamo creare un portale per dirti, sai, tu vuoi fare questo lavoro, abbiamo l'azienda a Catania che si trova qui, che non sa a chi passare in mano il suo know-how, il suo bagaglio anche di clienti, che oggi è una delle parti fondamentali del rischio di impresa, perché se uno vuole aprire un'azienda la prima cosa che pensa è ma chi mi chiama? Cioè io ho paura di aprire l'azienda perché penso che non mi chiamerà nessuno. Questo va a snellire questo processo e a creare anche attrattività per le aziende artigianali che andranno a chiudere, che se tu poi lo leghi al numero di dipendenti, anche 2-3, per le migliaia di imprese in Italia e in Sicilia soprattutto che andranno a chiudere, diventa anche un problema urgente, perché moriranno delle vere e proprie fabbriche se poi le vai a considerare in modo complessivo. Grazie Davide, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ritrovate alla seconda parte della nostra trasmissione Sicilia 24 Focus, dedicata alla fuga dei cervelli, delle braccia dei nostri giovani che lasciano sempre più numerosi la Sicilia. Stiamo parlando con Davide Tranchina, presidente dei giovani imprenditori della CNA Sicilia, e con Carmelo Abbate, dirigente del nuovo partito politico Ora. Vediamo se adesso riusciamo a sentirlo meglio. Carmelo, ci sei?
non ce l'abbiamo in questo momento. Allora, Davide, torno da te. Sì. Ho letto anche che la vostra Presidente nazionale, che è una donna, ha dato questo consiglio ai giovani: resistere. Sì, resistere. La nostra Presidente nazionale è Selene Re, che da poco anche lei candidata come me, ha un ruolo abbastanza importante a livello nazionale. Resistere è un gergo che lei utilizza perché quello che noi stiamo notando noi stessi giovani è che rispetto al passato c'è meno voglia di aspettare, si pensa che si debba avere tutto e subito. È un fattore che per chi non ha esperienza magari nell'ambito imprenditoriale non sempre si può andare a coniugare in un processo veloce. La imprenditoria è fatta di attese, di processi, di anche obiettivi da doversi imporre per arrivare poi a raggiungere il successo. Quindi resistere è proprio fatto per questo, quindi non si aspettare di aprire l'azienda e avere il mito americano che in un mese fai l'exit e diventi milionario. No. In Italia hanno almeno che, salvo alcuni casi, ma anche lì sacrifici di tantissime multinazionali che non faccio nomi per non fare pubblicità, si sono strutturate. Oggi se parli con loro e fai interviste, hanno lavorato per anni, 24 ore al giorno, per poi arrivare ad avere un portafoglio milionario importante. Allora, d'accordo, vediamo se abbiamo ripristinato la connessione con Carmelo Abate. Ci sei, Carmelo, adesso? No, non lo vediamo, non lo vediamo. Allora, Davide, concludiamo con te, sì, perché diamo anche dei consigli pratici, perché a volte, a parte, c'è il problema del credito innanzitutto, sì, il credito, che è importantissimo, oppure anche quello di fare un business plan per avviare un progetto. Esatto. Questi sono ostacoli importanti. Sì, allora, ostacoli importanti che noi a livello nazionale stiamo premendo per essere anche trasformato in una proposta di legge è l'accesso al credito. Se io giovane non ho la fortuna di avere i genitori che mi facciano da garante, io non riesco ad andare in banca, a meno che grazie a un bando, un incentivo particolare, e chiedere un prestito per andare a affittare e per coprire le spese iniziali della mia idea. È una cosa che noi oggi stiamo spingendo perché all'estero questo accade molto facilmente, quindi io chiedo, preparo un business plan, come dicevo, ben strutturato, e la banca si fida del tuo progetto e allora investe su di te, perché è un vero e proprio investimento che la nazione, la Sicilia dovrebbe fare su noi giovani per evitare che tutti vadano fuori, perché poi se uno va a stilare un progetto più ampio, l'investimento che tu fai oggi ti ritorna, perché io assumo dipendenti, pago le tasse, investo sul territorio, sia a livello di formazione ma sia a livello proprio di personale. Quindi oggi si dovrebbe andare più a studiare la cultura di impresa. Quello che dico sempre è per far sì che quello che è accaduto nel passato non venga replicato. Quindi i fallimenti che oggi capitano sono normali, nel senso che anche il giovane, spesso il rischio di impresa ancora in Sicilia è troppo visto come una cosa brutta. Provare, rischiare ci sta, quindi nessuno ti dice nulla, l'importante è non farlo con dolo, quindi farlo sempre con etica, provare per avere un po' di successo maggiore. Siamo alle ultime battute. Gli altri ostacoli con cui si confrontano naturalmente i giovani imprenditori, non solo giovani, insomma tutti coloro che vogliono fare imprese in Sicilia, naturalmente l'eccessiva burocrazia, e questo è un grossissimo problema. La burocrazia è il male della nostra società, perché anche perché io lo vivo me stesso, quando chiedo un qualsiasi documento al comune, allo Stato, passano mesi. Questi mesi per noi imprenditori sono mortali, perché se io ti chiedo a te, sai, mi serve un documento, mi serve una pratica sbrigata, io te lo chiedo perché ho bisogno, non perché quel giorno mi sono svegliato e ho bisogno di quella attività. Quindi se già la burocrazia, quindi lo Stato, riuscisse a snellire tutti i processi, sia per l'apertura di un'azienda, quindi che in poco tempo la mia idea vada sul piatto, vada sul tavolo e sia reale, già questo sarebbe veramente importante. Anche gli incentivi stessi e bandi sono difficilissimi da accedere. Grazie alle consulenze uno riesce poi a portare l'idea, ma anche quando tu partecipi capita spesso che poi quell'idea che tu hai avuto col bando non viene portata avanti, perché si crea un'ulteriore domanda, un esito negativo, e quindi tu da giovane imprenditore spesso ti demoralizzi. E allora Davide, speriamo che tanti giovani ci stiano seguendo e che trovino il coraggio, la voglia e anche la voglia di resistere e di tornare in Sicilia a fare l'impresa e a godere anche della bellezza
di questa terra. Ringrazio anche Carmelo Abbate del gruppo dirigente Ora, che abbiamo perso come connessione, ma che smentisce anche il fatto che i giovani non si interessano più di politica, perché quello che stanno portando avanti è un vero e proprio partito politico nuovo, emergente. Grazie come sempre anche a voi che ci seguite da casa, noi ci fermiamo qua, a tutti un buon pomeriggio.